Il 2020 è stato un anno positivo per gli appalti, a comunicarlo l'ANCE Sicilia, il collegio regionale dei costruttori edili siciliani. Finalmente la curva di caduta si è interrotta. Auguriamo di migliorare nel 2021 e che ci sia una responsabile collaborazione fra Roma e Palermo. Nonostante i lockdown e gli altri limiti alle attività imposte dall'emergenza sanitaria, il 2020 è stato un anno positivo per il mercato delle opere pubbliche in Sicilia. Secondo l'Osservatorio delle costruzioni di ANCE Sicilia, riferito al periodo gennaio-agosto, gli interventi posti in gara sono stati 1093, in numero per 1 miliardo e 95 milioni di euro in valore, con una crescita rispettivamente del 26,36% e del 16,49% rispetto allo stesso periodo del 2019. Analogamente, sostiene l'ANCE, il numero di imprese attestate SOA in Sicilia è salito da 1750 a 1827 nei primi 9 mesi di quest'anno, segno di una ritrovata fiducia da parte degli imprenditori, secondo le prime rilevazioni sommarie che saranno elaborate e perfezionate nel prossimo osservatorio. Il trend positivo delle gare d'appalto verrebbe confermato anche nell'ultimo scorcio del 2020. In merito abbiamo sentito il presidente dell'ANCE di Agrigento, Carmelo Salamone. Sì, confermo, ma confermo anche che il trend positivo del 26% si è rapportato almeno 50, qualche cosa degli anni precedenti. Praticamente siamo sempre sotto un trend negativo di un buon 30%. Certo, l'inizio è buono, ma siamo fiduciosi affinché questo trend continui a portare numeri positivi alla categoria. Nella nostra provincia, Presidente, il dato qual è gentilmente? Ma anche nella nostra provincia, diciamo, il trend è in rialzo, ma va sottolineato in maniera forte il grossissimo decremento che abbiamo subito negli anni precedenti. Quindi io non parlerei di un incremento dei lavori pubblici quanto a un recupero del gap subito negli anni passati. Come prevede il 2021, Presidente? Ma nel 2021 io spero tanto che, ripetendomi, questo trend sia sempre in crescita e possa recuperare questo gap, appunto. L'unica speranza che abbiamo noi del settore è quello che chi ci governa possa fare attenzione alle piccole aziende, alle medie aziende, quindi mettere in appalto lavori di media entità e non grossissimi appalti, perché i grossissimi appalti sappiamo tutti che sono destinati a grossissimi gruppi e noi le nostre aziende, le aziende che fanno parte del sistema regionale, la stragrande maggioranza sono piccole e medie aziende. A tal proposito voglio ricordare sempre a chi ci governa una massima attenzione ai pagamenti nei confronti delle piccole aziende. Oggi si parla di trend positivi, oggi si parla di numeri che c'è una controtendenza positiva, ma purtroppo la burocrazia e i metodi e i tempi di pagamenti sono rimasti quelli dell'età della pietra, quindi spero tanto che con il nuovo anno possa cambiare il modus operandi nei confronti delle piccole